Una festa con tante emozioni, quella che si è celebrata sabato 7 dicembre nel piazzale antistante il municipio di Soave in via Camuzzoni 8. L'occasione è stata fornita dal 30° anniversario della fondazione del GAL Baldo Lessinia, le cui origini risalgono al 1994. Presenti in sala autorità regionali a partire dalla vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti, accompagnata per l'occasione da molti consiglieri. A fare gli onori di casa il sindaco Matteo Pressi, che ha elogiato il ruolo aggregativo dell'associazione presieduta da Ermanno Anselmi, che da qualche anno ha sede proprio nel comune soavese. Ai saluti istituzionali ha partecipato anche il presidente della provincia di Verona, Flavio Massimo Pasini, il quale ha invitato i presenti a seguire il modello GAL capace di fare rete concreta sul territorio. Il microfono poi è andato al presidente Anselmi, che si è rivolto al GAL come fosse una persona, ricordando la sua nascita, la sua crescita, il suo sviluppo e la sua fase di maturità che sta attraversando in questi anni. Oggi abbiamo visto cos'è il GAL. Una famiglia grande composta da tantissimi componenti pubblici e privati, ma soprattutto una famiglia che oggi ha voluto essere presente, quindi è stato un grande momento di festa tra amici, tra collaboratori e soprattutto di tante persone che lavorano per il nostro territorio, quindi una grande festa e veramente una soddisfazione. L'occasione si è prestata anche per posare lo sguardo sul futuro del GAL, associazione proiettata verso un'apertura ancora maggiore sul territorio. Sicuramente il GAL oggi ha una maturità tale che si può occupare sempre più anche di altri fondi, quindi del plurifondo, ma anche di altre tipologie di strumenti di lavoro, di programmazione del territorio, perché ha una maturità, una squadra di lavoro che gli permettono di essere competitivo e soprattutto utile a tutti i partner. L'origine del GAL Baldo Lessinia coincide con la nascita il 6 ottobre 1994 dell'Associazione Montagna Veronese, fondata e presieduta dall'allora presidente della provincia di Verona Alberto Fenzi, presente sabato sul palco di Soave. Assieme a lui 30 anni fa altre 4 persone, tra cui Michele Bertucco, attuale assessore del comune di Verona, e negli anni immediatamente successivi e per molto tempo anche Franco Rancan, presidente del BIM Adige, orgoglioso di aver fatto parte di questa esperienza. Certamente molto orgoglioso, e ricordo ancora quel presidente Fenzi che è venuto a trovarmi e mi ha detto: guarda che il primo consiglio di amministrazione dovete esserci tutti voi amministratori degli enti montani, e questa è stata una forzatura, però dopo ho constatato che è una grande soddisfazione partecipare a questa messa diremo in atto di questo ente, che oggi è un ente di grande prestigio. Spazio anche agli ex presidenti Lucio Campedelli dal 1996 al 2006, che il 3 aprile 1997 cambiò lo statuto dell'originaria associazione e mise il nome di GAL Baldo Lessinia, e poi Stefano Marcolini, presidente dal 2007 al 2015. Certo, noi abbiamo lavorato insieme negli anni precedenti per costruire questo GAL, per portarlo avanti. Oggi ci sono nuovi progetti che nascono anche dal passato, però la finalità è sempre quella di promuovere i nostri territori, i territori montani della montagna veronese. A dare sostanza e concretezza all'azione del GAL nel corso dei suoi 30 anni è stata l'attuale direttrice Elisabetta Brisighella. L'occasione di questo festeggiamento di questi 30 anni sono stati anche il momento per fare il punto a ritroso di tutte quelle che sono state 5 programmazioni che si sono susseguite dal 1994 fino ad oggi. Abbiamo verificato che sono stati oltre 35 milioni di euro esclusivamente di risorse pubbliche, quelle destinate al territorio, più di 600 beneficiari tra imprese private, enti pubblici, imprenditori agricoli, altri enti privati, per cui il movimento, le energie, che non sono soltanto risorse, ma che sono progetti, che sono idee che si sono sviluppate, che sono iniziative che sono partite, hanno una ricaduta non solo numerica, ma nel risultato di essere anche qui oggi a festeggiare questo anniversario. Sul palco anche le testimonianze di alcuni beneficiari: Emanuela Ruffo, sindaco di Illasi, Cornelia Tessari dell'azienda vitivinicola omonima e Elisa Massella, che ha aperto un B&B a Bosco Chiesa Nuova. La mattinata è proseguita con una tavola rotonda dal titolo Aree rurali, quale futuro?, a cui hanno partecipato Matteo Aguanno, rappresentante UNCEM Veneto, ai comitati di sorveglianza dei fondi strutturali, Ermanno Anselmi, presidente del GAL Baldo Lessinia, Umberto Grigolo, dirigente dello Sportello Avepa di Verona, e Gerardo Semprebon, ricercatore presso il Politecnico di Milano. Il tutto sotto lo sguardo attento della vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti.
No, non si poteva mancare, perché quando ci sono enti, associazioni, comunque organi come il GAL che fanno politiche di territorio e non politiche confinate all'interno dei singoli comuni, per me la regione ci deve essere. Questo è il futuro, è quello che stiamo vedendo e spero che da qui si possa veramente lavorare, ma c'è già un colloquio in corso con il presidente Anselmi su progettualità ancora più grandi che interessino non solo Alessina e il Baldo, ma anche tutto il resto della provincia. Al termine tutti gli ospiti si sono spostati in via Camuzzoni 23 per l'inaugurazione della nuova sede messa a disposizione sempre dal comune di Soave. A sottolineare infine l'importanza della presenza del GAL a Soave è stato il sindaco di Casa, Pressi. Sì, per noi è fondamentale perché è importantissimo valorizzare l'attività del GAL. Pensate, 52 enti riuniti assieme, 36 comuni, 14 realtà private, dal mondo delle banche, alle attività produttive, al mondo dell'associazionismo imprenditoriale e delle professioni, 2 enti rappresentativi a livello gerarchico dei comuni e di altre realtà private che si uniscono per portare benefici al territorio nel quadro della più ampia strategia di sviluppo locale elaborata dalla Regione e dall'Unione Europea. Parte di questi fondi sono proprio legati allo sviluppo rurale e quindi quale luogo migliore di Soave per essere la sintesi di questo che io ho chiamato un matrimonio felice tra tante realtà pubbliche e private del nostro territorio, e come ogni matrimonio felice aveva bisogno di una bella casa.